Allora sono con Giovanni Bovo. Giovanni, senti, ci sono i gol dell'ex e anche le parate dell'ex. Stasera ne hai esibite, guarda, abbiamo fatto un conto, almeno 5-6 veramente top. Buonasera a tutti. Cosa dire? Mi fa strano, sinceramente, essere no giocare qua da avversario, sai. Mi ha emozionato molto. Comunque, questo va bene lo sport. Faccio i complimenti al Vadagno perché comunque non per niente è nei posti alti della classifica. Ha un bel gioco, sicuramente giocatori di qualità. Faccio i loro complimenti. Noi siamo venuti qua con la testa un po' libera, sapendo che provare più che altro a portare a casa magari un pareggio, per noi era magari anche importante più che altro per la fiducia, però va bene, faccio i complimenti al Guadagno e noi adesso abbiamo le ragazze sabato che lì. Soprattutto, perdonami, avete una Final Four contro il Valongo da gestire, ne abbiamo parlato prima, una formazione pugliese che ha saputo conquistarsi questa Final Four e adesso avete una coppa da giocare, anche una partita che comunque è cominciata 2-0 a Giovinazzo e lì effettivamente forse poi qualcosa è cambiato nell'inizio secondo tempo, qualche un po' particolare. Vadagno nel primo tempo ha concesso forse un pochino troppo, non ha nessun perdono su quel tipo lì di errori, poi anche qua da sottolineare una tua grande prestazione. Grazie. Nel primo tempo noi magari eravamo più freschi. Sicuramente il Valdagno è una squadra che pressa, pressa tutto campo. Noi magari il nostro gioco magari è gestire di più la pallina, però finché hai persone, insomma giocatori che corrono come quelli del Valdagno, è difficile anche tenere la pallina. Ripeto, faccio i miei complimenti perché comunque se sono nella zona alta c'è un motivo e noi pensiamo al nostro obiettivo e in bocca al lupo a tutti.